Il cuore mio è bianco e rosso, la fede è profonda, come un picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
Prova. Dopo la grande felicità della prima di essere stati ai playoff promozione da seconda classificata, ci siamo tolti anche la soddisfazione di superare per la prima volta in 3 anni di playoff il primo turno della fase diciamo di eliminazione diretta dei playoff promozioni, e ora ci giochiamo questa semifinale, la terza fase, contro una formazione che punterà sicuramente a salire in Serie 2. Amiche ed amici sportivi, dopo le grandi felicità, diciamo così, di mercoledì sera, è il momento di ritornare a calcare il parquet dell'Arena Biancorossa. Quindi buonasera da parte di Lorenzo Minacapelli. La partita odierna è la terza fase dell'andata dei playoff promozioni, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley e il Volley Modena. La Rotoplas ci arriva dopo aver ribaltato il risultato dell'andata, dove ha sconfitto al Golden Set per 3-1 il Volley Garlasco, dopo aver perso l'andata per 3-0. Mentre per quanto riguarda la formazione modenese, invece se l'è vista uscire vincitore dal doppio scontro con un doppio 3-1 e 3-0, se non erro, contro Santena. E quindi adesso sono queste le nostre avversarie. Terremo comunque un occhio anche sulla partita di ritorno tra Villa Cortese e Ostiano, in cui la Fatini Folcieri deve assolutamente vincere almeno al tie break se vuole evitare di giocarsi la quarta fase contro la vincente tra noi e Volley Modena. Invece Villa Cortese, in caso di vittoria del prossimo set, dato che sono sul 2-1 a favore proprio di Villa Cortese, rischierebbe anche di andare ovviamente direttamente in Serie 2. Allora saluto subito i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, per la regia Silvia Briani e ovviamente per tutta la parte di attrezzatura Alan Berloffa, che come sempre ci fornisce tutto il materiale tecnico. Manca davvero poco all'inizio di questa prima partita d'andata. La prossima invece sarà mercoledì 28 maggio alle ore 19:30 a Modena, ovviamente all'Istituto Guarini di Modena. E l'unica cosa è che io probabilmente la telecronaca non la inizierò in diretta, la inizierò forse con un po' di ritardo, perché purtroppo impegni lavorativi non mi permettono di scendere giù direttamente con la squadra, purtroppo, quindi prenderò probabilmente la macchina nella speranza che l'autostrada non sia intasata così, e magari forse riesco a perdermi metà, 3/4 di un set, magari, speriamo. Me lo auguro di cuore, perché non è un periodo facile per me. Quello che mi stavo chiedendo. La partita te la tengo qua. Sì, l'ho trovata qua e ti avevo solo separati poi i bianchi non stampati. Non si può fare così, guarda. Che temo che scivoli tutto. Allora oggi sicuramente, come è stato difficile con Garlasco, sarà difficile anche oggi con Modena, quindi, però ovviamente è ovvio che più si andrà avanti più le partite saranno difficili. Ci stanno schierando anche i due arbitri. Credo che hanno captati. Eccoli qua. Prendono in campo.
consegna al capitano del Colle Modena. Quindi grazie di una manetta dedicata. Grazie. E benvenuti nell'arena giallorossa a sempre da casa del Buon Volley. Spero semifinale promozione di serie A2. Gara dell'ata tra la Moto Class, Buon Volley e il Colle Modena. Arbitro d'incontro. Primo arbitro, su Gabriele Mantini di Palermo. Secondo arbitro, Filippo Leonardo di Trapani. Li hanno cambiati? Proprio, Stavitele. E mi aveva dato una lista diversa. Ricordo che dopo il primo servizio verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Nino Benvenuti deceduto pochi giorni fa. Grazie. Allora mi è stato comunicato che verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Nino Benvenuti, lo storico sportivo della box, deceduto pochi giorni fa, quindi è l'assessora proprio, la divina del Volano Volley proprio. Allora intanto vi dico che Villa Cortese sta conducendo 21-15 il quarto set, quindi vuol dire che se riuscirà a giudicarsi questo set Villa Cortese è promossa in Serie A2, quindi Ostiano invece sarebbe la prossima avversaria o di Volano o di Modena. Vediamo gli start tecnici poi e Ok, allora nessuna novità di formazione da parte delle ragazze di Diego Ficarra che schierano il sestetto che abbiamo visto nella partita di ritorno, quindi con Giuditta e Jessica nei ruoli di centrali. Ora Vita Lancilotti serverà il primo servizio della partita, però ovviamente in segno di rispetto tra poco noi ci alzeremo in piedi e rispetteremo in silenzio anche noi questo momento in ricordo di Nino Benvenuti. Ed ecco il minuto di silenzio che inizia e lo rispettiamo in silenzio.
Eccoci qua, allora abbiamo ricordato Nino Benvenuti con questo minuto di silenzio. E adesso, cariti amici di Milano, Modena, vi auguro un buon divertimento e che possa essere un gran bello spettacolo. Elisa Lancillotti, il primo servizio di questa terza fase, battute sul Ferrari. Maines d'acquisto, il primo punto della prima tinte. Maines d'acquisto, primo punto a favore della Protoplas nel corso del primo set. Carlotta Petruzziello, ora il servizio. Battuto, ricevuto Bortoli. Attacca punto vincente di Bortoli, uno pari. 1-1. Primo servizio numero 2, Pronta al servizio e la notizia del punto Giulia Bozzoli. Battuto, serve su Monaco, Bortoli subito dall'altra parte. Secondo punto della Rotta con Lalla Bortoli. Matilde Maines d'acquisto ora il servizio. Servizio in rete di Maines d'acquisto, due pari. 2 pari. È una pronta. Tentativo d'attacco di Nonnati. Ci prova Carlotta Petruzziello, ha difeso Fronza, ha sfiorato il tetto. Giocabile ancora. Attacca Ferrari, ha difeso Bozzoli. All'attacco al centro, tentato sempre da Bozzoli. Bortoli, visita Romano. Attacca, difesa ancora Monaco. Ferrari, punto vincente, cammina Ferrari, 3-2. Battuta da Giulia Romano su Righi. Tentativo vincente di Sofia Cornelli, parità di nuovo. In rete 4-3. Allora è ufficiale e hit! Allora è ufficiale, Villa Cortese ha vinto 3-1 con Ostiano, quindi Villa Cortese è ufficialmente promossa in Serie 2. Complimenti a Villa Cortese che ha fatto una grande stagione, 22 vittorie e 4 sconfitte nel nostro girone, e dopo 2 partite giocate, vincendole prima 2-3 in trasferta e poi 3-1 in casa, si è guadagnata di diritto l'accesso alla Serie 2. Complimenti alla formazione milanese per questo traguardo storico. Carlotta Petruzziello, 6-4. Servizio battuto su Righi da parte di Camilla Ferrari. Attacco vincente, bell'attacco di Camilla Gerosa.
5 a 6 il punteggio. Dove servizio numero 16, Vole Modena, Carità, Geova. Non l'ho visto. Monaco. Bortoli attacca Carli. 7 a 5 Carlotta Petruzziello. Vertica De Valle, la rossa capitale al servizio. Battuto in rete. 7 a 6. Elisa Lancellotti. Out. Servizio out di Lancellotti. 8 a 6. 8-6, Carlotta. Carlotta Petruzziello su Righi. Hit! A 6 allora Carlotta Petruzziello in rete. Siamo 7 a 9. Giulia Bostoli al servizio. Lavoro divertente per adesso la Bostoli di calcellare. Ora vi devo anche dire questa cosa. Servizio di Bostoli su Ferrari, battuta Ferrari però in free ball. Ancelotti. Attacco vincente di Fronza. 8 a 9 il punteggio. Ora Bozzoli. Il servizio per Modena. Il servizio è out. 10 a 8. 18. Matilde minus d'acquisto. Servizio di minus d'acquisto di Arighi. Ancelotti e invaso. Monaco salva. Ferrari la ferma. Ha difeso Bozzoli. Palla in rete. Siamo 18. Pronta Matilde minus d'acquisto. Ancora lei al servizio. Il servizio su Arighi. 1-0 a difeso Petruzziello. Monaco. Camilla Ferrari. Lancellotti. Tentativo a pallonetto di Nonnati. Monaco. Zona Petruzziello. In campo. Carlotta Petruzziello. 12 a 8. Arriverà il time out per da parte di Luciano Molinari. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Gualano. Siamo 12 a 8 a favore della Rotoblat nel corso del primo set. Adesso al servizio per la Rotoblat Gualano Volley si prepara Matilde minus d'acquisto. Servizio battuto. È dovuto prendere la Nonnati. Pallonetto murato da Giuditta, ancora Nonnati. Passa l'attacco. 12 a 9 Nonnati.
Attacca Ferrari, a pallonetto, difeso Bossoli. Tentativo. Giocabile. Opla. Monaco. Ferrari, Murata. Monaco ancora salva. Si fa sotto Modena. Carlotta Petrucciello out. Allora 11-12. Si riavvicina Modena. Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo 12-11 nel corso della prima frazione di gioco. Quindi break di 3-0 da parte della formazione modenese, che ha costretto Diego Ficar a chiamare il primo time out della sua partita. Servizio battuto da Fronza. Ferrari, giocabile ancora per nonostante il muro. Ancora Ferrari, Camilla. La grinta di Camilla, 13-11. Servizio di giudizio su Liarighi. Lancellotti. Tacco vincente di Nonnatti nonostante la difesa di Bortoli. 12-13. Pronta Nonnatti al servizio. Ace di Federica Nonnatti riporta la parità all'Arena Biancorossa di questo primo set. Servizio di Nonnatti, un altro ace, forse è pronta Lara Ronza ad entrare, vista adesso. Eccola qua. Lara Ronza al posto di Miners d'acquisto per provare a aumentare, migliorare la ricezione. Battuto proprio su Ronz. Monaco non c'è una free ball. Lancellotti, attacco vincente di Camilla Gerosa che si porta su 15-13. Su Ferrari, questa volta Bortoli, attacca Camilla, mani out di Camilla. Siamo 14-15 adesso. Di Lalla su Cornelli. Basta l'attacco di Gerosa. Siamo 16-14 adesso, sempre a favore di Modena in questa prima frazione di gioco. Allora, sicuramente
L'arena biancorosa è bella piena di gente, c'è tanta gente anche in piedi, però sono venuti anche tanti da Modena, sentendo anche le trombe. De Val subito prova ad attaccare, Lancellotti attacca, ci ha provato Almiro Bozzoli, pallonetto di Ferrari Murata. 17-14 adesso il punteggio a favore della formazione di Luciano Molinari. Pronto ancora il servizio Cornelli, ricevuto Ferrari, però la palla ha toccato per terra, quindi 18-14 ace di Sofia Cornelli che si portano più 4 adesso. Ma andiamo con gli sponsor. Forse era con Carlasco l'allenamento congiunto e no, dei nomi mi sembrano non nati. Lancellotti mi sembrano cambiati di nome con già tutti, però non so in che squadra erano. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo 18-14 a favore di Volley Modena nel corso di questo primo set. Ferrari, Mod Val viene difeso il suo attacco da Cornelli, attacco ancora giocabile, Murata, ottimo il salvataggio di Cornelli, la palla resta nella metà campo, quello del muro era 15-18 allora rientra Maines d'acquisto per Lara Rose. Camilla Ferrari al servizio. Servizio battuto su attacco. A 19. Via Cornelli al servizio, Maines d'acquisto, Bordoli, Ferrari attacco vincente, Camilla Ferrari, 16-19. Jessica, la nostra capitana al servizio, battuto, ricevuto Bozzoli, tentativo a pallonetto, Vincente di Fronza, 20-16 di Vincento. Battuto il servizio, Bortolì, Maines d'acquisto, mani out, Maines d'acquisto, 17-20. Lotta Petruzziello, battuto il servizio da Carlotta su Liarighi, Murata da Giuditta. Carlotta Petruzziello, ancora lei al servizio, battuto, ricevuto Bozzoli, Ancelotti, tentativo d'attacco, Murato e poi il Monaco, Maines d'acquisto, ha difeso Nonnati, palla è rimasto sul nastro, ma è atterrato nella metà campo nostra, peccato. 21-18.
Adesso al servizio Bozzoli. Giulia Bozzoli, sì, al servizio. Battuto. Palla che tocca il nastro, ma c'è Monaco in ricezione. Giuditta Romano, difende lì a Righi. Un'altra, è già la seconda, comunque. Giuditta Romano, out. Sì, però prima ancora c'era 22-18, allora siamo a bene questa serie. Battuto su Ferrari, Bortoli subito, Lancellotti, Liarighi, pallonetto difeso da Maynard da qui su Ferrari. Carlotta Petrucciello ha provato un attacco difficile. Monaco, palla lunga, Bortoli ha murato. Ancora giocabile per il Volley Modena. Vincente l'attacco con Nonnati. 23-18. Giulia Bostoli al servizio. Attacca Maines d'acquisto. Passa l'attacco. 19-23. Maines d'acquisto. Lotti. Nonnati. 24-19. Allora stat ball a favore del Volley Modena. Nonnati. No, scusate, Fronza. Servito Bortoli. Lalla Bortoli, 20-24. Primo stat ball annullato. Giuditta Romano al servizio. Battuto. Ha ricevuto Righi, il servizio di Romano. E chiude il set Camilla Gerosa. Andiamo con il fondo che avevo pedito nel secondo set.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo 1-0 a favore del Volley Modena che ha vinto il primo set per 20-25. Secondo set all'arena biancorossa. Patrizio Magnez al servizio. Tilde Minus da Quinto, seguito Bottoli, Lancellotti, attacco vincente di Nonnati. Fuori, servizio di Fronza, uno pari. Giudica. Giuditta Romano al servizio. Battuto Nonnati, durata Nonnati, però c'è Righi in difesa. Al centro Bottoli, ha difeso Petruzzi. Subito Ferrari dall'altra parte per evitare guai. Ha salvato Petruzziello, che salvataggio. Attacca Ferrari, Cavilla! Che salvataggio di Carli comunque. 2-1. Attacco vincente di Gerosa. Allora, i punti di squadra alla fine del primo set: 3 Miners d'acquisto, 1 Romano, 4 Petruzziello, 4 Ferrari, 4 e 3 Bortoli. 15 punti di squadra, 5 su errori del Volley Modena. Servizio out, 3-2 Rotblas. I punti di Modena: 4 Bottoli, 6 Nonnati, 2 Cornelli, 4 Gerosa, 2 Fronza. 18 punti di squadra, 7 su errore del volley, della Rotoblas. Bortoli, Cornelli, Lancilotti, attacco di Cornelli. Madonna. Maines, Linde, fammi prendere sti infarti, per l'amor di Dio. Tre pari. C'è venuto male nel capito De Val. Ancora De Val. Vincente l'attacco di Jessica. Quattro a 3. Villa Ferrari. Servizio battuto da Bozzoli. Nonnati alza, attacca in mezzo al muro per Bozzoli di Petruzziello De Val. 4 pari. Villa Gerosa al servizio. Battuto. Monaco ha ricevuto. Bortoli attacca Maines d'acquisto. 5 a 4. Maines d'acquisto. Capitano, prendo il nostro servizio. Il servizio Jessica De Val. Servizio su Bottoli subito. Petruzziello. Nonnati. Bortoli. De Val. Petruzziello. Alfredo Righi. Lancillotti. Nonnati. Bortoli.
De Val in baghe. Al centro Ferrari. Pallonetta, difendono Nati, Ancellotti. Murata, Romano! Sei a 4, De Val. Servizio battuto. Out. Servizio di De Val. 5 a 6. Lancellotti al servizio. Servizio su Ferrari, Bortoli. Carli, Petruzzello, Carli. Siamo 7 a 5 adesso. Va Carli al servizio. Servizio. Bostoli. Tentativo. Reval. Giudica Romano Muro, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Bologna, siamo 8 a 5. Siamo 8 a 5 adesso, di nuovo in diretta all'Arena Biancorosso di Bolano, a favore della Rotoblast, il punteggio nel corso del secondo set. Rutiello al servizio su Righi, Lancellotti attacca subito, Muro ancora, l'aria! Pronta Petruzzello sul 9 a 5. Out. 9 a 6. Bostoli. Giulia Bostoli al servizio per le giallo-blu di Modena. Tutto sul Monaco. Bostoli. Al centro Ferrari. Centro. Subito Giuditta. Minus d'acquisto. Minus d'acquisto su Bottoli. Netto Monaco. Ferrari. Al centro minus d'acquisto. Difeso Righi. Ancellotti. A pallonetto. Bortoli. Monaco. Ferrari. 17, peccato. Siamo 30 a 10. Tutto su Monaco il servizio. Bortoli. Udita Murata. 8 a 10. Giocabile. Opla. Si rialza subito Lancellotti, non si è fatta niente.
15-8. Giuditta. Bozzoli ha ricevuto il servizio. Oh, doppia. Sembrava doppia, Ma perché tocca il corpo e dopo va di mano, non è doppia? Per quello che ho detto. Non è la vede brava che ha preso male. Avesse salvato lei, minus corpo e dopo l'alzata. Esatto. Gesti. Addirittura. Guarda, non ci credo. 12-9, non ci credo quello che ho appena vinto. Ha provato a salvare l'Ancelotti ed è incastrato nell'altra. Bortoli al servizio. De Val. Bortoli. Petrucciello. Carli. 19. Attacca Vincente Cornelli. Ferrari, Bortoli. Camilla Ferrari. Attacco vincente di Gerosa. Servizio di Gerosa su Ferrari. Bortoli alza in zona minus da acquisto. Giocabile. La prova a attaccare Bozzoli, ma c'è stata anche la difesa a muro. La Ferrari attacca. C'è 11. Una coccolina allo stile. Allora 15-11. De Val. Cornelli, forse lunga giù. No! Provato Giuditta, ma la palla, ma il nastro gli ha rispedito il colpo indietro. 12-15, peccato. Servizio su minus d'acquisto. Bortoli. Carlotta, difeso Righi, forte lunghe. Oh! Ci ha provato Fronza poco fa. Adesso minus d'acquisto in Super Righi a difendere. Bozzoli, Ferrari ha difeso questa volta. Bortoli. Minus a pallonetto, ha difeso Lancellotti. Righi a due mani. Mani out. Anzi, testa out in questo caso. 15-13. Ancora Elisa Lancellotti al servizio. Non è da questo, questa volta riceve. Prova Giuditta. Ferrari murata. No, Ferrari ha difeso, scusate. Giuditta in free ball. Lancellotti. Nonnati. Attacco vincente di Federica Nonnati. 14-15.
15-14. Ha ricevuto minus d'acquisto Bortoli. Carlotta. 15-14. Castello al servizio. Ricevuto Righi. Nonnati, tentativi. Oddio, scusate, non so che la... Minus d'acquisto Murata da Fronda. 15-16 per la Rotoblast, che adesso è a una sola lunghezza. C'è un cambio. Entra. Esce Giulia Bossoli. Ed entra la numero 5. Ma chi è però? Garofalo, ok. Garofalo al servizio. Tornatevi dritta in free ball. E qui c'è, passa l'attacco di fronte, ancora lei. Time out, Ponto. Hai una penna. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 16 pari adesso nel corso del secondo set. Ancora Garofalo al servizio. Battuto. Questa volta riceve Ferrari. Ci prova Giuditta, viene Murata. Minus d'acquisto. Camilla per battute minus d'acquisto. 17 sì. Minus d'acquisto al servizio. E il muro è... Otto! Aspetta, adesso chiamano il secondo arbitro, vediamo se c'è il cambio di decisione. Vediamo se c'è il cambio. E appunto, ecco. Quindi è 18-16. Fatto! 18! 18! Non è 17, è 18! 18, È 18! 17. Subito Laglia! Ok, c'è un cambio, allora metti 18 per l'amor. Devono essersi persi un punto, perché noi siamo a 19, non a 18. È quello che stai dicendo. Non sta più capendo niente. Bortoli. Camilla Ferrari. Siamo a 20, 20! Siamo a 20! 20!
20. Così anche loro hanno come... Capito? Ma se siamo a 20 siamo qui. Ma cos'è? Non può tirare il punteggio, se... Vediamo se... Oh! Ah, che... Ecco. Allora riprende la pari a 20. Allora è giusto. 20 a Matilde Maines d'acquisto al servizio. Lia Righi ha ricevuto. Bozzoli attacca. Muro! No, è ancora giocabile. No, ma che figuraccia. Camilla Ferrari. Nonnati. Ecco. Partite le trombe con netto anticipo. Bandiamo queste trombe che portano sfortuna ogni volta. E infatti lo speaker suonano. Vabbè dai. Scherzi a parte. L'importante è che sia tornato a 20 il punteggio corretto. Servizio. Maines d'acquisto riceve forte lunghetta. Ferrari. Mamma mia, pronta. Out! 21 a 17. Rita Romano. Servizio Bozzoli. Cellotti. Nonnati a pallonetto. Ha salvato. Per poco non ci è arrivato Giuditta. 21 a 18. Entra Lara Ronz per Matilde Maines d'acquisto. Nonnati in servizio. Battuto. Ferrari. Ortoli. Carlotta Petruziello ha difeso Nonnati. Bozzoli. Invasione. È stata la linea. Esatto. Fallo di no. Time out sponsor. Sì, perché sei tu. Lisa Maria. Lisa Maria. Di nuovo in diretta Arena Biancorossa di Volano. L'ala Bortola del servizio sul 22 a 18. Bozzoli. Campo. 22 a 19. Siamo 22 a 19. Tutto su Ferrari. Bortoli. Carlotta Petruziella di Murata. Ancora Carlotta. Ancora una volta Murata. 20 a 22. Out. 23 a 20 Rotoblast. Entra Matilde Maines d'acquisto per Lara Ronz. Camilla Ferrari al servizio.
passa all'attacco di Gerosa. Cilotti, Ferrari, attacca Carlotta, Petruccello, 4-21, siamo al set ball Rotblast. Set ball Jessica De Val, battuto. Bronza, Cornelli, out, no, in campo, 22-24. Sì, sì. Allora, 24-22. Elisa Lancellotti al servizio. Subito su Ferrari. Lì. Carlotta Muratta, però è rimasta nella metà campo modenese. Ha difeso Maines da quinto, Bortoli, Camilla Ferrari, Lancellotti, Righi, Nonnati, mano in campo, campo. Time out, sponsor. Romano. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 24-23 a favore di Volano. Battuto, Maines da questo riceve Bortoli, Carlotta, Petruccello, Lancillotti, Nonnati, Bortoli ha difeso Monaco, Maines d'acquisto, Cornelli, pallonetto, Maines d'acquisto, Bortoli, Carlotta, Carli, 25-23, uno pari, abbiamo qui sponsor, torniamo per il terzo set.
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorotta di Volano. 1 pari il punteggio. 20-25 il primo, 25-23 il secondo. Primo servizio del terzo set affidato a Elisa Lancilotti per il volley Modena. Servizio battuto, Maines d'acquisto riceve Bortoli. Camilla passa l'attacco, Camilla Ferrari. Primo punto Rotoblat, 1-0. Allora i punti di squadra dopo 2 set di gioco sono Deval 2 punti, 5 Maines d'acquisto, 3 Romano, 9 Petruziello, 7 Bortoli, 9 Ferrari. 35 punti di squadra, 10 più errori di Modena. Vediamo l'attacco difeso da Petruziello. Prova Maines d'acquisto, difeso Liarighi. Attacco che passa. Bostoli 1 pari. I punti di squadra di volley Modena sono 6 Bostoli, 12 Nonnati, 7 Cornelli, 8 Gerosa, 4 Fronza. 37 punti di squadra, 11 errori della Rotoblas Volano Volley. E arriva l'Ace. Stata catturata anche qua Bostoli. 2-1. Ancora Bostoli nel servizio. Battuto. Un altro ace. Questa volta però punta fin di rete, fin di linea, scusate. 3-1. Bostoli. Ancora il nastro, stavolta riceve Maines d'acquisto. Camilla Ferrari 3-2. Al Claudio. Guarda il Claudio. Ha sempre da dire qualcosa alla panchina di Modena. Il Claudio, dico, c'ha sempre qualcosa da dire alla panchina di Modena, guarda lì. Fatto bene la vittoria dello scudetti. Sclerato numero 8. Servizio battuto da Muro. C'è Lancilotti a difendere. Questa volta il tentativo di Nonnati non è andato a buon fine, ci prova Petruziello. È out. No, è qua Muro. Il ritorno non deve venire. Il ritorno non deve venire. Servizio battuto su Liarighi. Lancilotti. Attacco vincente di la numero 12 Cornelli. Sara Cornelli 4-3. Elena Fronza al servizio. Battuto. E il capo 5-3. Bortoli, Giuditta. Attenzione, attacco tentato da Nonnati, ma c'è la pronta Monaco. Come è pronta anche la difesa di Modena che prova a pallonetto. Ferrari. Bortoli. Petruziello. Carli. Giudita Romano al servizio. Battuto.
ricevuto lì a Righi. Nonnati. 6-4. Servizio Federica Nonnati. La rivolle Modena. Ace di Nonnati. Sicuramente in ricezione stiamo facendo più fatica. Stavolta riceve mai da Cristo Bortoli. Magari pallonetto Nati. Scusate, Gerota. 8-4. Modena prende il largo in questo terzo set. Pronta Nonnati. Ferrari ha ricevuto Bortoli. Attacca Camilla Ferrari a una mano. Nonnati che ha provato invasione di Jessica. 9-4 adesso. Arriva il time out sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. Siamo 9-4 a favore di Modena nel corso del terzo set. Sta prendendo abbastanza il largo in questo terzo set. 9-4 Vedete acquisto Bortoli, De Valli, Jessica. Dalla Bortoli del servizio. 5-9. Tutto. Out. Siamo 6-9. Adesso. Ancora l'ala al ancora l'ala Bortoli del servizio. Battuto. Ricevuto Cornelli che va ad attaccare. Messa dall'altra parte, ancora giocabile per Modena. De Valmura. Giocabile per la Rotoplas. Bortoli. Camilla. Siamo 7-9. Ancora la free ball. Però va out. A 9. Time out. Sì, sponsor.
Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo 8-9 nel corso del terzo set, scusate, a favore di Modena. Ancora Lalla Bortoli al servizio. Ancellotti, Cornelli a muro praticamente unico, però ha difeso la Rotoblas. Prova Cavilla, out. Modena. 10-8 per Modena adesso, peccato. Cornelli, il servizio, ha ricevuto Monaco, Bortoli. Trussiello, ha provato l'attacco. Difeso, minus d'acquisto l'attacco di Bortoli. Ferrari ancora ad attaccare. Salvataggio di Nonnati. C'è la free ball. Ferrari, Bortoli, De Valle, Gessi. 9-10. Di quel 3 millisecondi che io sto parlando di giallo, mi viene da fermarmi. No, però mentre nel parlare che mi blocco. Navilla Ferrari, Lancellotti, palla in rete, 10 pari. Bostoli. Dieci pari. Navilla Ferrari al servizio. Battuto. Ancellotti a palloneto. Bortoli, Monaco, Carlotta. 12-10. Tutto da Ferrari. Ehi! a 10 e di Camilla Ferrari. Ancora è al servizio. Tutto. Opla là. Giocabile. Bortoli. Petruzziello. 13-10. Pronto un cambio. Elisa Maria Garofalo prende il posto di Cornelli. Sì, Sofia Cornelli, scusate. 13-10 nel corso del terzo set. Camilla Ferrari al servizio. Battuto. Ancellotti. Attacco Vicente di Bottoli che sfonda la muro bianco-rosso. 13-11. Camilla Gerosa al servizio con 13-11 a favore della Rotoblas. Difeso Lancellotti, prova a pallonetto, ancora Bozzoli, stavolta c'era Monaco. Petruzziello, Carli! Siamo 14-11. Jessica De Valle al servizio. Battuto su Bottoli.
Ancellotti, attacco al centro. Tentato da Modena. Prova Ferrari a pallonetto. Bottoli. Questa era in campo. Questa era in campo netta. Era in campo netta. A dentro. Obiettivamente, sportivamente era nettamente in campo. Esatto, era nettamente in campo. Ancellotti. Bozzoli. Palla che entra nella metacampo biancorossa. 15-12. Una festa del partito. Dove? Ah. Ancellotti, minus d'acquisto, Bozzoli, Morata minus d'acquisto da Nonnati, 13-15. Ancellotti con Ferrari, Giuditta Romano, punto numero 16 per la Rotopla. Pronta Carlotta Petrucciello. Battuto. Bello salvataggio di Monaco. Ma in netto l'acquisto. 17-13, pronto il time out. Eccolo qua, sponsor. Napoli ha vinto il campionato. Ci vediamo a fine stagione alla festa, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Allora, siamo 17-13 nel corso del terzo set. Punteggio a favore della Rotoplas. Carlotta Petrucciello al servizio. Battuto, ricevuto Garofalo. Anche il secondo arbitro qua gli ha detto subito è dentro. Battuto, ricevuto Garofalo. Attacco vincente di Bozzoli. 18-14. Pronta Bozzoli, striscia del punto. Ricevuto Monaco, Bortoli. Ferrari, difeso Lancellotti. Bortoli. Oh, minus d'acquisto, approvato. Ancora giocabile. Guarda il quarto. Oh. Infatti ho detto. Non ho toccata il muro. Allora 18-15. Bottoli ancora al servizio. Mortoli subito. Romano. Minus d'acquisto.
Via Righi. Palla in campo. Siamo 16-18 adesso. Attacco vincente. Arriva il time out. Ancora un time out. Diego Ficarra e non lo vuole usare adesso. Bossoli. Palla in campo, 17-18. Ace, doppio ace di Bossoli, parità. Adesso mi sa che Diego chiamerà il time out. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano. Siamo 18 pari adesso. Pronta Giulia Bossoli al servizio. Servizio su Ferrari. Bossoli. Carlotta. Out l'attacco, 18-19 per Modena. Servizio su Maines d'acquisto, Bortoli. Ancora Carlotta, stavolta lì a Righi. Petruzzello, Bortoli. Maines d'acquisto. 9 pari. Matilde Maines d'acquisto al servizio. Guerrero al servizio, è andato in rete. Adesso Matilde Maines d'acquisto lascia il posto a Lara Ronz. Fronza al servizio, Monaco, Bortoli. Camilla, mani out, Camilla Ferrari, tutti pari. Rita Romano al servizio. Battuto. Ricevuto Garofalo. Madonna che bomba di Gerosa. 21-20. Tirato una risata. Il segno sportivo comunque ha appena fatto il colpo a... che ha subito scusa a Carrotta. Battuto. Ricevuto Ferrari, Bortoli. Ha provato Ferrari. Oh, Petruzzello. Giocabile. Palla in campo, 22-20.
servizio. Rons, Bortoli, Ferrari, difeso Bozzoli. Invasione di Lalla. Invasione di Lalla. 23-20. Non ha preso il distacco. Adesso ha preso un buon distacco. Oscura 23. Servizio battuto. Cilotti. Murata. Gerosa. Muro quasi unico, però ha difeso Monaco. Ferrari. La toccata! La toccata non Nati. 22-23. Rientra Cornelli. Pronta a rientrare Sofia Cornelli ed esce Elisa Maria Garofalo. Lalla Bortoli al servizio. Battuto in rete. 24-22. Adesso il set ball decisivo forse per Modena. Ce l'ha Sofia Cornelli. Pronta. Cornelli. Ferrari. Olideval. Ancellotti. Bozzoli. Passa l'attacco. 22-25. Terzo set a favore di Modena, che adesso vede la strada della finale più in distesa. Sponsor.
alla Coppa Italia sono uscito insieme, non in finale. Nuovo in diretta, iniziato adesso il quarto set, che è già decisivo perché se lo vince Modena avrebbe 4 risultati su 6 a disposizione. In caso di vittoria dal tie break invece nuovo punto per la Rotoblast. Allora, i punti di squadra dopo 3 set, scusate. 4 De Val, 7 Maines d'acquisto, 5 Romano, 14 Petruzziello, 16 Ferrari, 7 Bortoli. 53 punti di squadra e 14 su errori di Modena. I punti di Modena invece 15 Bossoli, 2 Garofalo, 15 Nonnati, 8 Cornelli, 10 Gerosa, 6 Fronza. 56 punti di squadra e 17 su errori del volley Modena. Questa è la situazione dopo 3 set giocati. Giuditta Romano. 2-1 il punteggio. Servizio di Giuditta, battuto su Cornelli, Ancillotti, attacco vincente di Tornati, 2 pari. Servizio battuto da Nonnati, Bortoli, Camilla Ferrari, alta Cornelli, attacca Nonnati, mani auto, 3-2. Carlotta Petruzziello, Sara Sofia Cornelli, 4-2. Ovviamente adesso Modena gioca molto più tranquilla adesso, sapendo di essere già in vantaggio di 2-7-1. Servizio su Monaco, Jessica, 3-4. Jessica e Lalla, scusate. Tutto lì. 5-3. Servizio in rete, 4-5 di Cornelli. Servizio Camilla Ferrari, Jessica, Bortoli, Maines d'acquisto, Bortoli, palla che resta, c'è la doppia,
Doppia fischiata a Modena, 5 pari. Ferrari, ora su Fornelli, Lancellotti, l'attacco, 6-5. Su Ferrari, minus d'acquisto. Gioca subito David Peter. 75. Ortoli, Gruzziello, difeso Lancellotti, Cornelli, Alsenbagher, Bernonnati, c'è Monaco, ancora Monaco, zona Petruziello, si spegne nel nastro, 4, infrazione di quarto tocco, 8-5. Mi sa che aver aperto in quel modo il terzo set ci abbia spento a livello mentale. Ha ricevuto Ferrari, Truzziello prova ad attaccare, attacca subito Fronza. No, è 9-5. Arriva il time out. Sponsor. Dopo che termine dei giochi sono 10 minuti alla serata e poi l'estrazione degli ingredienti della dolceria. I due ingredienti è una volta in meno alla serata all'Arena Piero Rossa. Nuovo in diretta. Arena Biancorossi Regolano 9-5 per Modena. Bene d'acquisto, ha provato l'attacco, non c'è la difesa di Gerosa. Nonnatti prova, difesa Bortoli, Monaco, Truzziello, Carli, 6-9. Un 6-9 adesso. Battuto da Cornelli, Bozzoli, giocabile ancora, Lancellotti, 16 per Modena adesso. Minus 11-6. Modena, ormai Modena sta sempre prendendo più il largo. Servizio su Ferrari, Bortoli, c'è Rudi.
Provato Petruzzielli. Fatta la 7-12. 7-12. Petruzzielli. Vede Cornelli. Attacco vincente di Bottoli. 7-13. BP. Diamo un BP. Bottoli. Troppo facile. Minus d'acquisto. Giocabile ancora per la Rotoplas perché è andato in free ball. Ferrari. Minus d'acquisto al servizio. Nonnati. Mani out, Nonnati. 14-8. Pronta Rons ad entrare. Minus d'acquisto. Ehi, 15-8. Mi sa che forse adesso Diego chiamerà il time out. Eccolo qua. Sponsor. Prova in diretta Arena Biancorossa di Volano, 15-8 il punteggio a favore del Volley Modena. Villa Ferrari, mani out. Punto ancora per la Rotoplas Vita Romano. Ace! Sponsor.
nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Polano. Siamo 15-11 a favore del Volley Modena nel corso di questo quarto set che è già decisivo. Piello di dritta dall'altra parte. Bortoli di dritta, Ferrari. Selmani out, quindi 16-11. Provato Ferrari, Vincente. In rete di Nonnati, 12-17. Cornelli, 18-12. Ferrari, Rival, attaccano Tilde, 18. Villa Ferrari. Battuto in rete. 19-14. Ferrari riceve, Bortoli, Jessica Murata, Bortoli ancora, Maine stavolta, Murata anche lei, Bortoli, centro Ferrari, 3 muri, è il terzo, è quello buono per Modena, 20-14, Elena Fronza, Modena adesso vede sempre di più la strada della finale contro Stiano, perché in caso di vittoria a 3 sarebbe a 2 set praticamente dalla, basta anche stavolta l'attacco di Cornelli, dicevo che sarebbe solo a 2 set dalla fase finale, la quarta. Doveva andare a affrontare lo Stiano, perché vi ricordo che Villa Cortese ha vinto 3-1 in casa contro lo Stiano, e quindi Villa Cortese si è guadagnata l'accesso alla Serie A2, mentre lo Stiano dovrà passare da un altro turno che inizierà tra 2 sabati, no, tra mercoledì, scusate, mercoledì 4 giugno, sì, in casa molto probabilmente di Modena, e poi in
partita decisiva in caso di scontro. Poi anche questo attacco del Toccamuro. 22-14. Mancano solo 3 punti a Modena. Punti separano Modena ormai dalla servito out di Gerosa. 15-22. Bortoli passa l'attacco di Matilde. 16-22. Jessica De Val al servizio. De Val ha ricevuto Cornelli. Bortoli attacca, De Val ha difeso Carlotta. Nonnati out. 17-22. Time out sponsor. Nuovo in diretta Arena Biancorossa di Volano. Siamo 22-17 a favore di Volley Modena. Tutto vincente di Fronza. 23-17. Minus da quinto. Carli Muratta però gioca. Giota 23. Carlotta, Bozzoli, Cancellotti, muro di chiusita. Monster block. 19-23. Per rete c'è il match ball adesso per Volley Modena. Giulia Bossoli al servizio. Battuto Monaco. Bortoli. Camilla non prova l'attacco. Lancillotti. Nonnati per chiudere, ma c'è Monaco chiuso. Difeso Righi. Ci prova Cornelli che chiude. Finisce qua. Ha vinto il Volley Modena, che ormai è triste da dire, ma ormai vede ormai sempre più vicina la porta della finale contro il come si dice, contro Ostiano.
perché adesso per la Rotoblast sarà difficilissimo, perché dovrebbe vincere almeno 3-1, 3-0 come ha fatto nella partita adatta della scorsa fase, però il problema è che questa volta giocheremo in trasferta e quindi anche un eventuale golden set ce lo giocheremo sul campo di Modena. Vediamo cosa ci dirà il campo, però le ragazze nostre ci hanno anche dimostrato quando riescono a giocare nel migliore dei modi anche di saper fare delle belle imprese, come è stato Santera, come è stato Garlasco. Allora, grazie Andrea Zeni, Silvia Briani, Alan Berloffa, parte tecnica. A tutti voi l'augurio di una serena notte, ci ritroviamo mercoledì alle 19:30 all'Istituto Guarini di Modena. Buonanotte a tutti.